Un'estate da vincitrice per la Regione Veneto che torna a fare il pieno di turisti. Regina delle preferenze Venezia, dove l'assalto dei vacanzieri non conosce stagione e nazionalità. Ma se esercenti e albergatori si sfregano contenti le mani, l'amministrazione della città è più prudente e ricorda a tutti che il capoluogo lagunare è una pietra rara ma delicata, da conoscere e rispettare non solo per il tempo di una passeggiata in piazza San Marco. Sicuramente dobbiamo far passare l'idea che Venezia non è Disneyland, non è Gardaland e non si può attendere la brutta giornata o le prime nuvole per decidere di fare un giro a Venezia. Venezia è una città che va rispettata, conosciuta, amata e forse una visita andrebbe fatta in maniera più approfondita per poter veramente cogliere appieno la sua grande ricchezza culturale e architettonica. Recentemente proprio il Comune ha partecipato in prima persona a promuovere un turismo più responsabile ed informato, anche a distanza, con il progetto Venice Connected, una rete di hotspot Wi-Fi per connettersi a Venezia, da Venezia, che per i turisti indirizza percorsi e prenotazioni, per gli abitanti è un'opportunità in più per collegarsi al mondo. Una nuova frontiera insomma per riprendere a vivere la città, che si sia di passaggio o residenti, con tempi e attenzione più adeguati a quello che è considerato uno dei luoghi più belli del mondo. E dovremo insegnare a tante persone a saper fruire della città in quei mesi in cui si può visitarla meglio e conoscere più approfonditamente tutti i grandi itinerari che Venezia propone, sia la Venezia centro storico, sia la Venezia insulare, ma anche la Venezia di terraferma.